Siamo a posto? Allora iniziamo un attimo questo nostro incontro, questo nostro sit-in, cioè con una serie di interventi, chiudiamo poi la manifestazione. Il sit-in di oggi è stato convocato dal Comitato Non Nuclei perché c'era la necessità di ribadire l'impegno da parte del governo regionale sul problema delle scorie nucleari che di tanto in tanto si ripresentano con dichiarazioni anche folli da parte di responsabili, ministri, che danno come punto di sviluppo per la Sardegna sempre questa opzione nucleare che da tempo noi abbiamo rigettato e rifiutato sia con un referendum sia con tutte le mobilitazioni che abbiamo fatto in questi anni. A noi non interessa la parte economica del nucleare, se la gestiscano in altri territori, possibilmente in nessun territorio, ma per la Sardegna noi questo discorso l'abbiamo già chiuso. L'abbiamo chiuso sia con i governi precedenti, dove hanno votato più volte ordini del giorno e impegni e hanno anche presentato le osservazioni al progetto di deposito delle scorie nucleari. Ecco, noi siamo qui oggi per chiedere ai nuovi eletti, al nuovo governo che verrà eletto, alla nuova giunta, al nuovo presidente del Consiglio e della giunta regionale di ribadire questo nostro impegno, di chiedere al ministro competente, che è il ministro all'ambiente, onorevole Costa, che pubblichino finalmente questa lista dei territori dove si ritengono che siano idonei per accogliere il deposito delle scorie nucleari. Noi non pensiamo solo a noi, su questo noi siamo contrari per la nostra terra, per i sardi, ma siamo contrari in qualsiasi posto esso venga dislocato. Pensiamo che ci siano soluzioni diverse, le soluzioni che hanno adottato di concentrare le scorie nelle altre nazioni stanno ormai fallendo una dopo l'altra. Si tratta di ragionare, di vedere questo sconcio che noi avevamo già denunciato da tempo, che sono sia le scorie nucleari delle centrali, le dismissioni delle centrali, sia l'opzione nucleare per quanto riguarda usi civili che viene sempre paventata e sempre aggiornata, sia una follia, che non vada portata avanti da nessuna parte. L'impegno nostro, oltre che opporci al deposito delle scorie nucleari in Sardegna, è quello di continuare la battaglia in qualsiasi territorio esso venga dislocato. Bisogna studiare metodi e luoghi che siano realmente la garanzia per poter accogliere, se ci sono anche, per poter accogliere quello che è un disastro a livello dei prossimi 1000 anni, dei prossimi 2000 anni. Per cui io direi, detto questo, io chiamo Bustiano. Allora, dopo Bustiano si prepari Rosalba. Vabbè, noi siamo in che fa che ne dovere nostro. E schiamo bene che non siamo stato stanto, però il dovere del suo comitato è dare un segnale di presenza, che siamo sicuri che si ha bisogno sul comitato è in grado di mobilitare il popolo sardo come l'ha fatto tanta via, come l'ha fatto per il referendum, come l'ha fatto per il non nucleo e come l'ha fatto in altre occasioni. Oggi è insediata sul Consiglio regionale nuovo, chiamiamolo Parlamento sardo, poi potremo condividere o non condividere politicamente, ma
questo che si sede noi in questa scratea chi bisogna sul palazzo, in saula adesso così sono soldi sul Parlamento sardo, cioè questo schiano a decidere si deve fare che in questa terra e in parte pure che ne sono sorte di questa terra, considerando che comunque non sono libero di decidere che schimo benissimo che la Sardegna non è il popolo sardo non è sovrano in terra sua, però di sicuro una risposta è doverosa chi la diene a un problema che il popolo sardo ha. Cioè non possiamo narrare che non esiste questo problema, esiste questo problema che la Sardegna potrebbe essere individuata come sito pro di freccare sul deposito unico di scoria nucleare. Noi non si chiediamo che hanno fatto in un altro luogo e non in Sardegna, non è questo il problema è che non siamo stati noi a determinare questa scelta scellerata di che produrre energia che sono nucleare. E skinne bene che le INI sono risvolte che vi potevano essere non solo da scoria ma fino adesso che si genera per esempio chi può essere servito a metà stato può avere bombe, può armare e così via. Quindi un seppero che è stato atto in atterue e che non si può declamare come a noi terra sarda a soffrire di un gravame che non dia a condannare pros eternitate. Che schimo in questa scoria batta a tempo di smaltimento che arriva pure a milioni di anni. E comunque sia noi siamo fatti, abbiamo scramato sul popolo nostro che sono un mezzo istituzionale che beste a disposizione, cioè l'abbiamo scramato al referendum e l'abbiamo dimandato e decidiata su questa questione. Il popolo si è pronunziato a maggioranza assoluta e ha dichiarato indisponibile questa terra a un gravame simile e disaccattoso come potesse questa scoria nucleare. Allora, come che si siede in questa scratea, chi assume la carica del presidente, chi assume la carica di assessore e chi quindi deve decidere, deve anche leggere e disposizioni per questo popolo, piccato non ho un impegno di rispettare la volontà di questo popolo. Puro poneti fatto a cosa sono le indicazioni politiche da chi possono arrivare da esos partiti politici che hanno espresso questa maggioranza, che schimano bene che qualche indicazione politica è arrivata, qualcuna a chiaro e qualcuna in maniera velata. Cioè noi non ci fidiamo né di Sosuno né di Sosatero. Noi che non fidiamo il manco di che hanno a governare la Sardegna, però ne si deve rispettare chi in questa piazza si pronunziano, che si non hanno in occhio, lo non hanno tutta la Sardegna, che si stampa, chi diffonde la dichiarazione e tutta la Sardegna ischini su cananato. Quindi non potete ignorare su fatto che noi siamo in occhio all'infa che questa domanda. Si batte impedimento tecnico, non nisco o politico che les impediti decolare in occhio in questo sport così non les abbiamo comunicato che lo stiamo aspettando, va bene, in sede di insediamento facciano la dichiarazione. Cioè in sede di insediamento come si sede e fa che in tutto il cerimoniale di insediamento dichiarano e risposta intende dare a suo popolo nostro. Questo è ciò che noi siamo aspettando. Poi è chiaro che noi siamo sempre in Bardiania e pronti a non mobilitare e a pettire al suo popolo nostro di si mobilitare. Può accadere in modo che la volontà venga rispettata, ma non solo, può accadere in modo che questa terra non venga gravata da altro gravame che ha binnata a sufficienza che so che bisogna già. Quindi, e comunque, commenta Ponatissara, Pacuaket, che su megafono, iscana chi? Noi
sente del suo comitato, sente che si è mobilitata pro questa questione, per questo pericolo, noi siamo disposti a qualsiasi sacrificio per impedire che questo disaccato ruga sopra del suo popolo nostro. Noi abbiamo dovere generazionale, la generazione nostra è la generazione vivente, attuale, e quindi ha la responsabilità di ciò che succede come in Sardegna. Non queremos scolare la storia come la più generazione che siete stati in questa terra può avere permesso di compromettere sul destino di questa terra e di questo popolo a disaccato di questo tipo. Noi non queremos essere una generazione che in corsa gravame sopra. Assolutamente amo a difendere questo popolo e questa terra a calesia costo. Lo comprendono bene su che le siamo una calesia costo, cioè questa terra non si presta a questo gravame. E terminiamo di voi. Grazie Bustiano. Rosalba, si prepara Giacomo Meloni. Allora, sul tema specifico mi pare che sia stato già detto e fatto un attimino di cronistoria su quello che è successo fino ad oggi. Io voglio ribadire solo un concetto, che i nostri i rappresentanti della regione Sardegna che si stanno insediando oggi non ascoltino in maniera pedestre quelle che sono le direttive che arrivano dal centro, così come è stato prima, così come è sempre stato. Sono stati degli esecutori di ordini. Noi non vogliamo che siano esecutori di ordini né portatori di ordini che derivano dalla loro cordata come rappresentanza partitica. Questo noi lo rifiutiamo e noi siamo pronti a resistere nei confronti di tutti i vari scempi che finora sono stati fatti, che vogliono continuare a fare nei confronti della nostra terra. Questo riguarda oggi il problema delle scorie nucleari, ma voglio ricordare la situazione allucinante che viviamo, nel senso che noi è la regione che ha la maggior parte del territorio inquinata, è considerata come zona SIC, cioè zone che non sono minimamente utilizzabili in quanto sono ad alto inquinamento. Non vogliamo più che la nostra terra sia deposito di scorie nucleari, ma neanche di altre porcherie o altre scorie. Non vogliamo più basi militari, non vogliamo più fabbriche di bombe, non vogliamo più che la nostra terra venga usata con altri scopi economici che non rientrano in quelli che può essere un nostro tornaconto reale, non solo in termini economici ma in termini di vita, di salute nostra e di chi verrà dopo di noi, e che imparino ad ascoltare la gente, non solo gli ordini di partito, imparino ad ascoltare la gente. Se la gente dimostra malessere e opposizione deve essere ascoltata, non è che continuano con le vecchie abitudini, così come ha fatto qualche nuovo consigliere poco fa, che passano vicino e fanno finta di non vederci. Esiste una mobilitazione costante in Sardegna, non vogliamo più che sulla nostra terra passino queste tipologie di cose. Noi vogliamo un piano energetico che non consenta di continuare a rovinare il nostro territorio portandoci il metano, un altro grosso scempio che vogliono fare a nostro danno e non a nostro vantaggio. Grazie Rosalba. Giacomo, si prepara Salvatore Drago. Allora, abbiamo fatto bene ad essere presenti qui, e sottolineo con le bandiere del comitato e con le bandiere dei quattro moli. Noi abbiamo voluto dare, come diceva bene Bustiano, un segnale forte. Non siamo qui contro, ma siamo qui per sollecitare dal nuovo Presidente
della giunta regionale e dal nuovo presidente del Consiglio regionale che verrà eletto stamattina, così ci hanno detto i giornalisti. Poi è un punto interrogativo perché fino all'ultimo ci sono schermaglie politiche. Il problema è solo questo, di confermare che nessuno oserà andare contro quella che è un'acclarata volontà del popolo sardo di non volere assolutamente in Sardegna il deposito unico delle scorie nucleari. Io penso che nelle dichiarazioni programmate del nuovo Presidente ci debba essere un passaggio anche per togliere ogni dubbio rispetto alle dichiarazioni che sono state fatte dal ministro Salvini, che poi si è rimangiato, però cosa grave, il sottosegretario ha detto e si è lasciato andare a delle dichiarazioni che sembrano favorire la possibilità di intercettare la Sardegna come un territorio utile. Per cui noi vogliamo togliere ogni dubbio e lo chiediamo con forza. Non spaventiamoci del numero di oggi. Quello che è importante è il segnale di dire ci siamo e vi stiamo avvertendo, perché assolutamente non saremmo sordi o ciechi a capire ogni scivolamento rispetto alla decisione che per noi è definitiva, cioè non si può ridiscutere quella che è stata la volontà del popolo sardo. Per cui confermiamo questa nostra presa di posizione, saremo vigili e ci auguriamo che anche stamattina il Presidente Solinas confermi che la Sardegna non è disponibile per qualsiasi operazione che abbia come destinazione la nostra terra per le scorie nucleari. Vi annuncio che stiamo preparando un ricorso al TAR anche per quello che è un nuovo disastro, che è l'ampliamento del deposito delle scorie che servirà di nuovo alla Portovesme SRL. Anche queste battaglie vanno in continuità. Noi siamo coloro che respingiamo sulla nostra terra ogni ferita che porti malattia e danno al territorio e alle persone, perché qui siamo un'unica cosa, territorio e persone. Ci dobbiamo difendere da questa invasione di scorie che non sono solo quelle nucleari ma che sono anche quelle industriali, che hanno veramente indebolito la nostra terra e le nostre persone. Grazie.